Euroregione News. Friuli Doc 2.0. Per la sua 20ª edizione Friuli Doc strizza l'occhio alla comunicazione che corre in rete con un sito dedicato, un'app, una nuova immagine e tante altre novità che andiamo a scoprire con l'assessore alle attività produttive del comune di Udine Alessandro Venanzi. Friuli Doc che ai 20 anni riabbraccia i valori fontanti, ma tradizione e innovazione della tradizione, ovvero ci stiamo semplicemente adeguando, erano delle tappe credo obbligate che però non erano mai state fatte prima, quindi la creazione di un sito internet, di un canale YouTube, di una presenza su Facebook, quindi anche una presenza un po' più viral, ma soprattutto un consolidamento di partner che lo scorso anno ci hanno affiancati, ma l'ingresso di 2 nuove realtà come Crea e Turismo FVG. Si punta a un afflusso di visitatori ancora maggiore. Io lo dico in maniera chiara, non mi interessa assolutamente aumentare il numero dei partecipanti. Ogni anno c'è la corsa al numero, mi interessa la qualità e soprattutto l'indotto economico che questo crea, perché Friuli Doc è una festa di popolo, è una festa della città di Udine, è una vetrina regionale, ma soprattutto deve essere un momento in cui alla città fa piacere avere questo tipo di manifestazioni. Porta un introito circa di 4,5 milioni di euro e questo dobbiamo tutelare. Non mi interessano i ragazzini che portano le bottiglie di vino da casa, anzi, quelli rimangono dove trovano le bottiglie di vino, ma soprattutto venga di più un turista austriaco, un turista sloveno, un turista tedesco. Potete ascoltare l'intervista integrale su euroregionenews.eu. Avete ascoltato Euroregione News.